Buongiorno a tutti, allora sono Fabrizia Franco, coordino il gruppo Urbanistica e questo gruppo parte lavorando da lontano, da più di un anno, che sta lavorando raccogliendo dati, informazioni, perché sicuramente per fare un lavoro preciso di proposta bisogna partire anche con una forte base di analisi e quindi vi è stato tutto un lavoro di recupero di dati, molti dei quali ne ha citati già il professor Filippi, e molti anche della cartografia, dei piani proposti per questa città dal dopoguerra a oggi. Certo è che in questi ultimi 15 anni la guida della città non si è occupata in modo concreto e in modo futuribile della città stessa. Non c'è un progetto complessivo sulla città. Abbiamo subito operazioni molto forti, come quella della Piani fra tutti, come quella dello svuotamento di alcune funzioni ricche del centro storico. Pensiamo alla provincia spostata al Sant'Artemio. Ma questo non è, secondo noi del gruppo, un limite in sé. È un limite perché queste operazioni sono state fatte come mere operazioni di tipo edilizio, senza avere in mente un futuro per disegnare il futuro prossimo della città. È per questo che con la seconda fase a cui abbiamo dato avvio da settembre cominciamo a produrre il che fare della città stessa. Abbiamo i grandi contenitori del centro storico, abbiamo una situazione di svuotamento sia delle funzioni di pregio ma anche di assenza totale di luoghi dove è possibile trovarsi. Vi è un numero elevatissimo di abitazioni ormai invendute. Negli ultimi anni l'amministrazione attuale ha utilizzato il consumo di tutto il territorio edificabile possibile per rilasciare permessi a costruire. Alcuni sono stati realizzati e a tutt'oggi sono vuoti, tanti sono stati licenziati e nessuno ancora ha le forze e le risorse per edificarli, però con una prospettiva che rimangano vuoti anche loro. Quindi vi è da una parte un centro storico con un numero di abitanti risicatissimo. Si parla di 6.500 addirittura residenti all'interno delle mura. Una periferia ricca di quartieri da rivitalizzare, con però una densità di abitanti bassissima, pari quasi a quella agricola, e quindi da ripensare, e a Cerniera alcuni grandi contenitori su cui possiamo giocare tutto il ruolo della connessione fra centro storico e quartieri, non ultima la caserma Salsa, ma anche ad esempio la caserma De Dominicis. Su queste questioni, su questi temi, abbinati poi alla questione della mobilità, pedonizzazione del centro storico, ma anche tutte le connessioni ciclabili tra centro storico e quartieri, che sono fatti esclusivamente in modo molto discontinuo e del tutto radiale, ma anche con il ruolo che devono svolgere i trasporti pubblici, che non possono semplicemente essere, anche qui, ripercorrere la vetusta radialità che concentra qualsiasi attività viabilistica intorno al piano urbano del traffico, che risulta così permanentemente intasato nei momenti in cui servirebbe invece più fluido. Quindi su questi temi il gruppo Urbanistica ha cominciato a lavorare appunto da settembre, essendo consapevoli che l'urbanistica in fondo è il canovaccio su cui si raccolgono tutti i temi delle grandi questioni su cui si gioca il futuro della città. Quando parliamo di cultura dobbiamo forzatamente parlare anche di contenitori per la cultura, e di questo ne parlerà il mio compagno dei vari gruppi, Franco Bianchin. Quando parliamo di vivibilità, come ha detto il professor Filippi, si parla anche di salubrità di questa città, che non è salubre per tutta una serie di questioni. Nessuno si è mai occupato in modo
sostanziale della questione dell'inquinamento atmosferico, che è elevatissimo. Gli sfioramenti alle polveri sottili sono all'ordine del giorno in periodo invernale, e così come della convivenza che sicuramente deve dimostrare e deve anche coltivare in una città tra etnie diverse. Quindi io completo qui. Chi vuole approfondire alcune questioni, oggi, come tutti i miei colleghi, saremo ai caffè tematici, e buon lavoro.